Gloria, 45 anni, originaria di Roncade, lavorava a Manchester come rider. Potrebbe aver incontrato così il suo assassino. La donna gli avrebbe portato a casa del cibo. Qui il maniaco l'avrebbe vista e avrebbe deciso di ucciderla. Prima però l'ha violentata. Un assalto sessuale è questa l'ipotesi che prende sempre più piede in quello che è stato definito uno degli omicidi più efferati. A processo per il sanguinoso delitto James Morton, 33 anni. Nelle scorse ore l'uomo doveva comparire in aula davanti ai giudici, ma non si è presentato, si è solo collegato tramite video. A parlare sono stati i suoi legali, come ci spiega l'avvocato della famiglia della vittima, Gabriele Anni. I suoi avvocati hanno eccepito che egli non sia validamente capace di stare in giudizio perché abbia un vizio di mente. Il giudice ha così deciso, visto che mancano anche i risultati degli accertamenti anatomopatologici della vittima, di rinviare l'udienza al 15 giugno. In quella data vi saranno presumibilmente con elevata probabilità sia gli accertamenti anatomopatologici completi sulla salma di Gloria, sia vi sarà, è stata disposta una perizia psichiatrica sullo stato attuale di capacità di intendere e di volere del Morton. Per la legge processuale penale anglosassone, ci spiega il legale, qualora il 15 giugno fosse ritenuto capace di stare a processo dovrà dichiararsi colpevole o innocente. Se dovesse diversamente essere ritenuto incapace, il giudice valuterà i reali svolgimenti dei fatti. Se fosse ritenuto responsabile del delitto, Gli potrà essere applicata una misura di sicurezza, assai probabilmente un ricovero coatto in una struttura che è equiparabile ai nostri vecchi ospedali psichiatrici giudiziari. l'accusa per lui è omicidio volontario, un delitto che si è consumato nell'abitazione di Gloria. La donna fu trovata senza vita, brutalmente uccisa il 19 gennaio scorso, violentata e assassinata da uno sconosciuto incontrato per caso durante forse un giorno di lavoro. Lei avrebbe aperto la porta al suo assassino. Rimangono le parole disperate della mamma di Gloria pronunciate poco dopo la tragedia. Sono rimasta sola con mio figlio disabile. Io come madre voglio sapere la verità. E non va a finire così.